Amici, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio. Siamo a Villanova di Sernaglia della Battaglia e esattamente siamo alla 32esima edizione del Memorial Gianluca Lorenzon. Con noi Cristian Vidoro, un organizzatore e facete parte del comitato festeggiamenti. Ben ritrovato Cristian, è un piacere averti qui e raccontaci un attimino cosa sta succedendo in questa 32esima edizione. Buonasera a tutti intanto e grazie per essere passato a trovarci. E come hai detto tu, siamo alla 32esima edizione di questo torneo ormai storico del luogo e motivo anche di incontro per tutta la gente del territorio e i giocatori. Niente, siamo contentissimi come ogni anno di fare questo torneo, c'è sempre più gente che partecipa, sempre tutti affiatati e niente. Quest'anno, come vedete, c'è stato anche un ringiovanimento del comitato organizzativo, difatti c'è stato un cambio dei testimoni, insomma, siamo passati a tutta una compagnia di gente di 20 anni, 18 anni, che comunque è già qualcosa. Sicuramente un grazie a tutte le associazioni che dedicano il loro tempo libero a organizzare manifestazioni di questo tipo, che servono a creare aggregazione, servono a coinvolgere la comunità e perché no anche a promuovere il nostro bellissimo territorio. Ringraziamo come sempre il comitato di Villanova, la gente in cucina che ci dà una mano enorme, chi taglia il campo e via dicendo. Ringraziamo l'amministrazione comunale che permette tutto questo e soprattutto i nostri molti sponsor che quest'anno ci hanno veramente dato una mano. Sa akin ay ayos yun. Kaya Ling, sana ako'y pansinin. Huwag mo nang sayawin ang tala, dun di naman kita dadalhin. Hi Ling, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na pampagising. Grazie a tutto il comitato organizzatore di questo torneo, che da quest'anno è capitanato da Gianluca Padoin e aiutato da tutto il gruppo Festeggiamenti di Villanova, che con grande passione mette in campo le loro forze per portare avanti questa tradizione che va avanti da ben 32 anni, quindi è un torneo molto longevo e di questo sono orgoglioso come amministratore. Kahit tingin nila sa'yo ay iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one. Hi Ling, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat invito a venire a tutte le nostre manifestazioni, ma anche a visitare tutti i luoghi naturali del nostro bellissimo territorio, che offre veramente tante cose belle da vedere, tante manifestazioni e tanti eventi che possono promuovere questo territorio. Saan ka masaya pinagtagpo? Invitiamo tutti quanti al Balamoia, che è il 7° torneo water volley che facciamo sempre sul nostro campo di calcio. Si terrà domani e domenica con 28 squadre e poi diamo anche l'invito a novembre per i festeggiamenti della Madonna della Salute, che si svolgono solitamente verso la terza settimana del mese, a cavallo appunto del 21 novembre, che è la giornata dedicata alla Madonna della Salute. Siamo contenti del risultato, questa è l'ultima serata e si vede che c'è molta gente, quindi vi ringraziamo e vi rinnoviamo l'appuntamento sicuramente l'anno prossimo.